Agrigento, in occasione del 157° anniversario della nascita di Luigi Pirandello, il Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano, in collaborazione con l'Università Scozzese di Glasgow, ha presentato al Circolo Empedocleo il progetto pirandelliano Tararà, a cura dello stesso Gaziano, in collaborazione con l'Università di Glasgow, il servizio di Giuseppe Portannese. Al Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento si è realizzato un evento straordinario internazionale pirandelliano per celebrare il 157° anniversario della nascita di Pirandello. Ospiti internazionali e di prestigio storico pirandelliano. Presente, arrivato da Milano, Don Mario Portulano, pronipote di Pirandello nella linea della moglie di Pirandello, Antonietta Portulano. Dalla City, Università di New York, la professoressa Lisa Sarti. Dall'Università di Edimburgo il professor Davide Messina. Dall'Università di Glasgow il professor Ruggero Bianchini. E sempre dall'Università di Glasgow la professoressa Enza De Francisci, che tiene un master sulla cultura pirandelliana anche all'Università di Nankin a Pechino. Il progetto Pirandello e Agrigento è stato creato proprio dalla professoressa De Francisci per l'Università di Glasgow con il Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano. Nucleo fondamentale del progetto, la messa in scena pirandelliana Tararà, un intenso articolato monologo dalla verità, Ubirritto, Qui Ciancianedri, il perno dal gioco delle parti. Interprete ed eccezione l'attore e regista Giuseppe Gramaglia, introdotto dall'elegante e coinvolgente attrice Maria Grazia Castellana. Ha aperto l'evento l'attrice Maria Fantauzzo con il professor Ruggero Bianchini, puntuale interprete di tutte le fasi della manifestazione. Sono intervenuti il dottor Fabrizio Lagaipa, direttore del distretto turistico Valle dei Templi, il professor Stefano Miliotto, presidente emerito del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani, il professor Franco Curabba, presidente dell'Associazione Culturale Serroì, e lo scrittore Alfonso Gueli. L'evento si è concretizzato attraverso le esperienze professionali dei docenti internazionali che hanno illustrato la propria azione didattica per promuovere la cultura pirandelliana nel mondo. La professoressa De Francisci da Glasgow ha sottolineato la scelta del progetto Tararà come fase propedeutica di Agrigento 2025. Mario Gaziano ha curato la regia e la complessa struttura dell'iniziativa pirandelliana, mentre il gruppo folk di Riccardo Cacicia, con il folk singer Gioacchino Marrella, ha coinvolto la straripante pubblico con canti siciliani pirandelliani. Obiettivo finale è la conservazione e la conoscenza nel mondo della lingua siciliana, soprattutto attraverso l'opera di Luigi Pirandello. Un evento unico, originale e straordinario. Il maestro poeta Enzo Argento ha concluso con un intenso sonetto dedicato proprio ai valori della lingua siciliana.